Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo sul Pasubio e stiamo per fare il percorso probabilmente più famoso di tutto il Veneto, e cioè la strada delle 52 gallerie. Si parte da Bocchetta di Campiglia e poi si arriva fino al Rifugio Papa, attraverso questa strada che è stata fatta durante la Prima Guerra Mondiale e che rappresenta veramente un capolavoro tecnico dell'epoca. Ecco, siamo arrivati qui, c'è un bivio, a sinistra la strada delle gallerie, a destra la galleria radiale e cannoniere. Ci diamo un'occhiata. Attenzione al soffitto molto basso. In alcune delle gallerie è molto utile avere una lampada frontale perché sono lunghe, tortuose e in alcuni tratti è buio a pesto. Le gallerie hanno praticamente tutte un numero, tipo questo.
facendo. Questa che stiamo percorrendo deve essere la galleria elicoidale. Infatti siamo dentro da parecchio tempo e continua a salire arrotolandosi su se stessa praticamente. Qui il soffitto è molto basso. Siamo saliti un bel po', siamo quasi nel punto più alto di oggi ed eccoci immersi nella famigerata nebbia del Pasubio. Bene. La davano cancerogeno. È spostissimo.
Questa galleria è la numero 43 Polesine. Pozzanghere. Eccole qua. E attenti alla testa. Sì. 47 a Lanza. Numero 50. Galleria numero 51, penultima. Oh, qui bisogna stare attenti, si scivola in discesa. Si scivola in discesa. 52esima e ultima galleria. Di nuovo Galleria Sardegna. Galleria Sardegna, esatto. Al termine della galleria sbucheremo a pochi passi dal rifugio Papa. Eccoci qui, siamo arrivati alla fine della strada delle 52 gallerie, Porte del Pasubio, dove c'è il famosissimo rifugio Papa. E alquanto miracolosamente la nebbia non c'è, il rifugio si vede benissimo e tutto sommato c'è anche un buon panorama. Adesso per scendere facciamo il percorso che fanno un po' tutti, e cioè la strada degli Scarubbi, che è qui alle mie spalle. Non è un'opera ingegneristica alla pari della strada delle 52 gallerie, ma comunque è molto importante perché gira dal versante opposto ed era quindi protetta. Siamo arrivati quasi alla fine della strada degli Scarubbi, che ha tante scorciatoie, e questa che porta al numero 1 è l'ultima, e noi prendiamo proprio questa che ci permette di tagliare l'ultimo lungo pezzo. Eccoci qui, una decina di minuti ci separano dal parcheggio di questa mattina. Inutile dire quanto sia importante il percorso che abbiamo fatto oggi. È probabilmente, anzi è sicuramente, il percorso più famoso di tutto il Veneto. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus!